l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Si è svolta nei giorni scorsi presso un noto locale a Clenia, nel cuore delle valli del Natisone, una cena incontro tra Aido e Valimpiadi, alla presenza di 3 glorie, oggi allenatori, che hanno vestito il bianconero friulano. Gigi Del Neri, centrocampista dello storico triplete, con Giacomini in panca dalla Serie C alla Serie A. Paolo Miano, campione d'Italia primavera 81, centrocampista dal piede raffinato e spalla nel biennio di Zico l'Udinese, soprannominato Ze Paolo, proprio per lo stile simile al Galigno, e Attilio Tesser, terzino mediano tuttofare, quelli di tanta sostanza, grinta e maidomo. Presenti altre autorità dello sport e del tempo libero locale e regionale e alcuni colleghi giornalisti. La serata, sotto la regia di Daniele D'Amele, ha voluto mettere in evidenza il legame stretto che vi è in essere tra l'Aido, l'Associazione Italiana Donatori Organi, e le Valimpiadi, kermesse enoturistica sportiva, vetrina per le splendide valli del Natisone, lungo la Slavia veneta o Benecia, come viene chiamata nel linguaggio slavofono tipico di queste terre a est di Cividale. La serata si è chiusa con il tradizionale taglio della gubana, imbevuta nello Sligovic. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.